Salgono a 6 le denunce per molestie sessuali. 6 giovanissime donne, hanno un'età compresa tra i 16 e i 25 anni, hanno raccontato ai poliziotti di essere state palpeggiate con violenza in Prato della Valle da un uomo con la carnagione scura. Le violenze sono avvenute tutte giovedì pomeriggio in un arco temporale di appena 20 minuti tra le 17:40 e le 18. È scattata così la caccia all'uomo. Le vittime hanno fornito un identikit dettagliato. Il molestatore avrebbe circa 30 anni e le ha avvicinate con la scusa di chiedere l'elemosina. Poi le ha palpeggiate con violenza, tanto che una delle giovanissime vittime ha riportato degli ematomi al seno e al costato. La questura lancia un appello: massima attenzione ai questuanti della zona. Le indicazioni che possiamo dare sono solo quelle di stare attenti, cioè continuare a vivere la vita che facciamo, non astenersi dal correre sul prato, non perché adesso lo sorveglieremo un po' di più, ma perché bisogna semplicemente stare attenti per la metodologia un po' che abbiamo riscontrato con questo soggetto. Ecco, voglio dire, il modo di avvicinarsi con la scusa di chiedere l'elemosina, non ghettizziamo nessuno, non ghettizziamo i poveri, però magari un po' più d'attenzione è una immediata segnalazione alle forze dell'ordine. La prima vittima è stata una sedicenne avvicinata in prato mentre ascoltava musica, poi una ventenne che faceva jogging e una ragazza che stava seduta su una panchina dell'isola Memmi assieme al fidanzato. La sedicenne ha chiamato il 113 e quando le altre vittime hanno visto arrivare le volanti si sono avvicinate per denunciare a loro volta l'aggressione sessuale subita. 3 delle 6 vittime si sono fatte medicare in pronto soccorso. La polizia nel frattempo ha intensificato i controlli e le ricerche dell'uomo intorno a Prato della Valle. Non enfatizziamo e non sottovalutiamo come sempre. Credo comunque che siano degli episodi tutto sommato abbastanza circoscritti, non c'è una casistica numerosissima nella città di Padova. Questo, diciamo, ci ha un po' colpito e sotto questo punto di vista stiamo facendo le opportune indagini, perché c'è stata una serie ripetuta a breve distanza l'uno dall'altra nella zona del Prato.